Caro Peppino e Tonino, noi vogliamo sentire ancora un altro ballo, quindi se ci date questa possibilità prima di accogliere i nostri ospiti, ci immergiamo ancora una volta nel vortice di un ballo. Ci si te dolore su chi io sono fin me su chi
Eccoci qua, buonasera a tutti e ben trovati ancora in diretta da Online per raccontarvi una bella emozione. Il Palio degli Asinelli raggiunge la maggiore età, 18ª edizione per una comunità che ancora una volta si ritrova, una comunità che si rimbocca le maniche e porta avanti il grande evento dell'estate in Barbagia. Oggi è venerdì, domani ovviamente sarà il grande giorno del Palio degli Asinelli qui a Ollolai, poi su Palude Sosvinados, che vede in qualche modo i riuni di questo paese quasi come sfida, ma è solo una scusa per ritrovarsi, per fare festa insieme. Ma a proposito di Palio degli Asinelli qui a Ollolai, ci troviamo ovviamente nel cuore di una Sardegna che va forte delle sue tradizioni e noi abbiamo voluto iniziare questa diretta nel segno di una musica che continua, di una musica che si ripete, di una musica che fa ballare le piazze della Sardegna. Lui è un maestro riconosciuto da tutti nonostante la sua giovane età, viaggia veloce su quella tastiera e con i bassi riesce a cadenzare un ballo che porta sempre la sua firma e che ovviamente gli riconosce la sua autorevolezza. L'applauso per Peppino Bande. Ben trovato Peppino, ma ben trovato anche un altro amico che prende in prestito i versi di una poesia per metterli insieme, per raccontare una Sardegna che ci piace immaginare in bianco e nero, ma soprattutto per far ballare le piazze dell'isola di Sardegna. L'applauso per Tonino Pira, ben trovato Tonino. Sono tanti gli ingredienti di questa prediretta, aspettando il Palio degli Asinelli, che ci siamo dati e che ci siamo voluti regalare. Ma ci sono degli amici che per arrivare qua a Ollolai hanno varcato il mare, non sono voluti mancare anche quest'anno al grande appuntamento. Arrivano da Alba e posso dire davvero che sono nostri amici perché ogni anno l'appuntamento ce lo diamo qua e sentite che bello il loro di applauso. Ben trovati davvero di cuore. E li sento anche belli carichi, domani saranno protagonisti loro di questo grande incontro, ma io vorrei subito vicino a me il presidente della Proloco di Ollolai. E ovviamente vorrei anche vicino a me non solo Isacco Ghisu ma anche Pierpaolo Soro, quindi raggiungetemi. Ben trovato Presidente, ben trovato Pierpaolo anche a te. C'è un po' di emozione in questa prediretta che ci siamo regalati. L'hai voluta definire il Palio quasi come una festa che si ripete ogni anno e ha la sua autorevolezza e soprattutto ha quell'emozione, come dicevamo, che la precede. Sì, per noi ormai il Palio è, possiamo dire, una festa, la sentiamo come una festa religiosa, perché è bellissimo, porta tantissima gente, è una cosa emozionante. È una cosa emozionante, dice bene Isacco Ghisu della Proloco di Ollolai e poi Don Luca ha pensato ovviamente di dare ancora più valore al Palio, di dare ancora più valore a una comunità riunita, di dare più valore a tanti aspetti che sembrano così messi a caso, invece c'è uno studio e c'è una ricerca, giusto Pierpaolo? Esattamente, Don Luca ha voluto mettere a sigillo proprio l'emozione del Palio, dando la benedizione ai nostri riuni, quindi abbiamo ancora di più sentito a noi il Palio. Palio degli Asinelli che nasce circa 20 anni fa, giusto Pierpaolo? L'idea di 4 amici che si ritrovano al bar e soprattutto il Palio degli Asinelli, voglio dirlo ad alta voce, nasce per valorizzare quest'asino, quest'animale che ovviamente ha aiutato la comunità nei lavori di fatica nei campi. Quindi questa è la prima mission, possiamo dire così, giusto Pierpaolo? Giusto, è nato per caso, diciamo, 4 amici al bar, ma è diventato un evento, diciamo, internazionale, secondo me. Siete riusciti davvero a trasformarlo nel migliore dei modi, non solo la Proloco però, perché sono tante ovviamente le persone da ringraziare, sono tante le associazioni da ringraziare e c'è anche l'amministrazione comunale. Certamente, noi vogliamo ringraziare tutti, innanzitutto i cittadini di Ollolai che ci danno una grossa mano. Insomma, senza i nostri abitanti non possiamo svolgere questa manifestazione.
È assolutamente vero, domani poi dalla mattina partirà la macchina organizzativa per sistemare questa piazza Marconi quasi come Il Palio di Siena, la piazza del campo. qua in notturna. Ovviamente correranno in piazza Marconi gli asinelli, i loro fantini e tante persone che ovviamente si daranno appuntamento. Anzi, voi che ci state guardando, che arrivate da qualsiasi parte del mondo e siete in Sardegna, magari al mare, a godervi le bellezze della nostra isola, prendete la macchina domani pomeriggio, raggiungeteci qua a Ollollai e faremo festa insieme. Ma a proposito dell'amministrazione comunale, vorrei vicino a noi Maria Laura Ghiso, assessore di questa comunità, che già mercoledì ci ha raccontato diversi aspetti che riguardano ancora una volta l'accoglienza della comunità appunto di Ollollai, che vede diversi giovani protagonisti qua in queste giornate. Ben trovata anche a te Maria Laura, siamo pronti? Sì, siamo pronti. Come ogni anno questa piazza diventa il simbolo della nostra comunità, del nostro paese, una comunità accogliente che sa divertire e che vuole far divertire. Volevo approfittarne, dato che sto rappresentando l'amministrazione comunale, per ringraziare la Proloco, tutti i volontari della Proloco per tutto il lavoro e la passione che mettono per organizzare questo evento. Volevo ringraziare tutti i cittadini di Ollollai per l'entusiasmo insomma, nel palio, e poi volevo dare il benvenuto ai nostri ormai concittadini di Alba che vengono a trovarci ogni anno. È davvero un clima di festa che ritroviamo, che ci piace aspettare con tanta ansia. E ovviamente a proposito degli amici di Alba, lo chiamiamo qua, uno dei rappresentanti, lui è il presidente di questa compagine, il Borgo Moretta, e quindi Bruno Silvestre, raggiungici qua perché attraverso una stretta di mano e attraverso lo scambio di alcuni doni vogliamo sigillare e suggellare ancora una volta questo rapporto che si è creato tra gli amici di Alba appunto e la comunità di Ollollai. Ben trovato ancora una volta qui. Perché tornate qua a Ollollai? Perché tornate ancora una volta in Sardegna? Torniamo qua prima di tutto per l'accoglienza che avete per noi, e poi ci fa piacere partecipare al vostro palio. Siete sempre tantissimi e portate una carica, un entusiasmo che davvero non ha pari. Sì, diciamo che i nostri giovani sono molto entusiasti e è una settimana che si preparano per tutti i cori da fare qui a Ollollai. Allora tra poco ne sentiamo e ne sentiremo delle belle. Pierpaolo, Isacco, possiamo procedere con lo scambio di questi omaggi? Un pensiero a Bruno. Una Sardegna che ritrova l'immagine di una donna che indossa l'abito tradizionale di Ollollai. È realizzato da un artista locale, Michele Ghisu, rappresenta il costume dell'Ollollai all'interno della Sardegna. Grazie mille, grazie. Uno scambio di omaggi che ovviamente faranno in questo caso il giro, che verranno, in questo caso non ho visto qualcosa degli amici di Alba, queste cose non saranno messe nella Proloco, non saranno negli uffici della Proloco, ma saranno prodotti da gustare Alba, capitale della Ferrero, e quindi tante bontà che arrivano da questo centro e che fanno tappa qui a Ollollai. Niente, abbiamo portato un po' dei prodotti nostri locali, naturalmente come dicevi giustamente la Nutella, perché Alba capitale della Nutella. Poi abbiamo i tagliarini al tartufo, abbiamo portato la grappa Milla, perché comunque da quando sono venuti da noi i componenti della Proloco è piaciuto tantissimo, quindi abbiamo pensato di donargli. Ecco. Ok? No, non sono alcolizzati assolutamente. Grazie a voi. Grazie davvero a voi, ci vediamo in questi giorni, intanto saremo insieme preparando il tutto per domani sera. Potete raggiungere ovviamente gli amici che si trovano qua nelle nostre sedie, perché adesso c'è un momento molto importante. Come vi dicevo, il parroco di questa comunità, Don Luca, ha pensato di dare ancora più forza a una comunità che si ritrova, ha dato forza attraverso un messaggio
che esso porterà lui stesso, una benedizione a tutti i rioni che farà anche attraverso i bambini. Don Luca, io ti vorrei vicino a me in questo momento, perché ovviamente i toni in questo caso assumono una forza ben diversa e danno valore ancora una volta a questa edizione del Palio degli Asinelli che, come dicevo prima, giunge alla sua 18ª edizione, che ritrova quello che è lo spirito davvero che unisce un'intera comunità e che accoglie in qualche modo i diversi centri della Barbagia, di questo cuore della Sardegna. Don Luca, ben trovato, ci mettiamo dietro i chirichetti. Come dicevo prima, hai voluto in poco tempo dar forza, ancora più forza al Palio, perché ci sono tanti riti e tanti piccoli aspetti che messi insieme, a cui si attribuisce un valore, ovviamente hanno tutto un altro scenario e si ritrovano in un altro contesto. Sì, confermo, da subito, perché immediatamente c'è stata una bellissima collaborazione con la Proloco e quindi anche con le varie istituzioni. Un piccolo segno, come un gesto di augurio per la popolazione, per i nostri ospiti, per i fantini e gli stessi animali, perché ci piace sottolineare che come creature di Dio noi abbiamo massimo rispetto per i nostri asinelli. Io adesso le lascio in questo caso il microfono, ci facciamo da parte e vi invito davvero ad ascoltare con attenzione le parole di Don Luca, non solo come segno di riflessione ma anche come messaggio che in questo caso parte dalla comunità di Ollollai. Grazie. Bambini, a fianco a me. A fianco a me, così. Dammi libero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. Si presentino i delegati desorvinados. Vinadu verruthones. Vinadu laralai. Vinadu zapadule. Vinadu zistradone. Vinadu zumontriccu. Ora vengono consegnati a voi gli stendardi e il presidente della Proloco presenta il gonfalone di quest'anno. Ascoltiamo la parola di Dio tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. Restate saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.
Preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, fonte di ogni dono, accogli le umili preghiere che la tua Chiesa ti offre e concedici di ottenere con pienezza ciò che chiediamo con fede. Benedetto sei tu, Signore di infinita misericordia, che nel tuo Figlio nato dalla Vergine Maria ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore. E fondi l'abbondanza delle tue benedizioni sulla popolazione di Olollai, che nei 5 vicinati ricerca con il tuo aiuto l'unità e la pace all'interno del Paese, manifestando la sollecitudine della Chiesa. Rendi i suoi concittadini sempre disponibili e accoglienti tra di loro, affinché crescano nell'ospitalità e nella concordia, vivendo questi giorni di festa nella lode del tuo nome. Eterno Pastore, veglia su tutti gli ospiti e gli operatori del palio, assicura la buona riuscita dell'evento e garantisci la sicurezza e l'incolumità di tutti. Riempili del tuo spirito perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito di servire il prossimo. O Padre, aiuto e difesa del genere umano, tu che formasti l'uomo a tua immagine, custodisci, proteggi e difendi oggi e sempre i tuoi e i nostri fantini dagli eventuali pericoli della corsa. Accogli, Signore, la nostra preghiera e fa scendere benigno la tua santa e potente benedizione su di loro. Per mezzo di essa siano salvati nel corpo e protetti da ogni avversità. Sommo Creatore, custodisci gli asinelli, animali dal carattere semplice e sincero, immagine della tranquillità e della mitezza, della sobrietà e dell'umiltà della nostra gente. Fa che sempre ci impegniamo lealmente nella custodia e nel rispetto degli animali. Benedice, Altissimo e Onnipotente Re, questo gonfalone e gli stendardi, segno del trionfo dell'amore e della comunione del tuo popolo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, memoria del nostro battesimo, la nostra adesione a Cristo, fonte di ogni benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a a Dio. Dio. L'immagine è bellissima di una comunità che si ritrova, rappresentata dai giovani, una comunità che si prepara ancora una volta per festeggiare il Palio degli Asinelli e per accendere i riflettori su un'altra Sardegna che ci piace davvero raccontare, una Sardegna capace di emozionare e soprattutto di valorizzare le risorse locali. Grazie Don Luca per questa nota positiva, questa nota piena di spunti che ovviamente ha voluto proporre in questa occasione. Domani ovviamente sarà in nostra compagnia, sì? Certamente. I ragazzi della Proloco Don Luca hanno pensato di omaggiarla anche di un pensiero, un'altra Sardegna che ritrova le immagini del Palio degli Asinelli, 18ª edizione.
Grazie ancora a Don Luca, grazie a tutti voi che avete rappresentato i rioni di questo paese. Isacco, puoi portare avanti su Palu il simbolo di vittoria. Pierpaolo, raccontaci come si svolge e che importanza ha su Palu. Allora, ogni anno noi cambiamo su Palu, quest'anno è da anni che lo fa sempre l'artista locale Antonio Moro, che è qui presente. Voglio ringraziarlo pubblicamente perché da 4 anni fa sempre degli ottimi pali. Quest'anno abbiamo messo avanti il costume di Ololai, che è uno dei costumi più belli secondo me della Sardegna, e dietro l'asinello con i simboli dei nostri vicinati. Quindi adesso questo lo prenderà il rione in carica, che è Zappadule, e domani tornerà in piazza col carro. Quindi buon pali a tutti, buona festa. Buona festa a tutti, ragazzi di Zappadule, eccoli qua. Sei rimasto da solo, no? Sì, ti hanno lasciato da solo perché i vincitori qui si stanno preparando in realtà al palio di domani. Ma chi lo vincerà su Palu dei Sosvinados domani? Su Montrico. Di solito fanno un tifo incredibile, eh? Oggi tutti timidi. Si stanno svegliando piano piano. Gistradone perde. Vedremo insieme chi vincerà. Collegatevi con noi perché ovviamente saremo in diretta. Potete lasciare il palcoscenico in questo caso? Dimmi Pierpaolo. Chiamiamo il padre del Fantino, così si prende il confalone, Tore. L'anno scorso ha vinto Fabrizio Daga, chiamiamo Tore Daga, che si prende il suo confalone a Suppalu. Ecco Tore che con tanto orgoglio ci raggiunge e porta con sé il simbolo di vittoria su Palu dei Sosvinados. Non piangere Tore. Il rione di Zappadule l'ha tenuto per un anno intero. Complimenti davvero a tuo figlio. Ricordiamo ancora quell'immagine in velocità. È riuscito davvero a chiudere il giro prima di tutti e quindi ricordiamo anche i momenti della sua vittoria. Grazie davvero anche a te, Tore. Vuoi dirci qualcosa? Sì? Siamo pronti anche per domani, vinciamo noi lo stesso. Non ci battono, siamo i migliori. Vincitori certi, quindi vediamo. Si danno sulla carta. Possiamo giocare anche una schedina. Grazie davvero Tore. Possono lasciare il palco adesso, certo. Pierpaolo, sì, così possiamo riprendere i suoni della tradizione, dandoci. Potete portarlo sì nel vostro rione, penso, altrimenti dovete chiedere a Isacco. Grazie ancora a tutti voi. Cosa succede adesso? Ancora una volta Piazza Marconi si riempirà di suoni e noi ci regaleremo ancora qualche momento in diretta qui da Ollollai, aspettando la 18ª edizione su Palu dei Sosvinados e del Palio degli Asinelli. Peppino Banda è già pronto con il suo organetto, li abbiamo sentiti in apertura insieme a Tonino Pira. Adesso magari prendiamo anche le launeddas e ci regaliamo altri suoni. Potete anche lasciare le sedie e ballare con noi, perché ho visto l'anno scorso che siete già diventati bravi anche nel ballo sardo, quindi siete sardi a tutti gli effetti. Grazie a voi che ci avete seguito, non andate via, rimanete collegati con Sardegna Live, perché i balli con noi li dovete vivere anche voi. Chiama la Sardegna, viaggia con Sardegna Live. Vi aspetto domani alle 21 qui in diretta da Ollollai, la grande festa per il Palio degli Asinelli.
mezzo marino, ma non nulla, e te ne fa che scuso, e te ne fa che scuso, si non ha. Uno vuole di che tu corri manno, farati sa carrera, movimento, e li domanda uve se sa niente, a dove surettore, a fa che ballo. Sarà navighenne, mare nero, a punta de entrare, s'oceano, si mi morì muzzere, su manzano, una terranna sappo, parte zero. Ma si mi mori mamma, è storfano, e poi tu sa vita, Marco Zero, puta mamma di stimo, e l'adoro, chiamata tu su Samber, questo coro. Bene tu lisia, Cammanzella, su capo stusa Luche, in Sant'Andria, se ti sta due, si dea via, per una pisetta bella.
querer volar.